nostra azienda è un'azienda di informatica che si occupa di applicazioni GIS. In questo ambito sviluppiamo applicazioni web, dette comunemente WebGIS, per mappare sul territorio le realtà ricettive. In questo caso sono la realtà delle fortificazioni venete. Il progetto in cui siamo andati ad operare e a sviluppare la nostra applicazione si chiama Geocatalogo e non è altro che un'applicazione WebGIS sviluppata su tecnologia open source che permette di condividere sul web le fortificazioni veneziane presenti sul territorio veneto che le fortificazioni veneziane presenti sulle isole di Creta e Cipro. Il progetto si è sviluppato per un intervallo temporale di 3 mesi, all'interno dei quali sono stati acquisiti da parte della società tutte le informazioni sia alfanumeriche che grafiche che descrivono le strutture fortificate. Queste strutture sono state quindi inserite nel nostro applicativo WebGIS e tematizzate in base alla tipologia. Come potete vedere alle mie spalle vi è il monitor dove è in funzione l'applicativo. All'interno dell'applicativo potete vedere che vi è una mappa di sfondo, una mappa particolare perché è una mappa open source gestita dalla comunità Open e si chiama OpenStreetMap che ci ha permesso di costruire un applicativo basato su dati pubblici e gratuiti. Allo stesso sistema, con la stessa filosofia, abbiamo cercato di utilizzare strumenti open per creare un applicativo che riesca a risolvere in modo semplice le esigenze proposte dalla Marco Polo System. Allora, questo è il nostro sistema WebGIS inserito all'interno di un sito denominato Geocatalogo, dove vengono raccolti praticamente tutti i siti veneziani nel Mediterraneo. Possiamo vedere nel dettaglio tutti i punti dove sono posizionati, con anche una simbologia predefinita che già mi individua la differenza e la tipologia tra gli oggetti. Con un semplice clic io visualizzo la scheda dell'oggetto in questione, dove ho tutta una descrizione dell'oggetto e anche una serie di immagini fotografiche.